buongiorno, è il nostro secondo giorno di cammino, è il 2 settembre e ieri purtroppo non siamo riusciti a raccontarvi niente della giornata di ieri. Comunque da Palermo siamo arrivati a Casteldaccia, 27 km, tutto pianeggiante lungo la costa, molto interessante l'uscita da Palermo, bellissima Palermo di prima mattina. E oggi da Casteldaccia adesso siamo diretti all'Eremo San Felice, un luogo dove non c'è luce, non c'è acqua corrente, però che ospita i pellegrini. Ci troviamo a Altavilla Felice e tra poco inizieremo a salire verso le montagne. Meteo, va bene Luciano? Diciamo che oggi è nuvoloso, le previsioni non sono delle migliori, però c'è fresco, perciò si cammina bene. Si cammina Va bene così. si cammina bene. Cari amici pellegrini, dai, buona giornata a tutti e ci vediamo presto. Siamo quasi arrivati all'Eremo di San Felice e abbiamo trovato un bellissimo fontanile all'ombra di un albero di fighi. Ci sono le bestie al pascolo, vedete, e niente, è davvero un piccolo angolo di paradiso nel nulla. E ci siamo dissetati, purtroppo il cielo è nuvoloso, ma si cammina bene. Bene, sì, tutto bene. Non è sempre semplice trovare il cammino giusto, perché ci sono cancelli, così ci sono bestie al pascolo, però insomma alla fine non ci si perde. Bene, buon cammino. Pellegrini, vedete alle mie spalle l'Eremo di San Felice e siamo arrivati al termine di questa nostra seconda giornata di cammino del 2 settembre 2020. E Luciano, qualche dato sulla tappa di oggi? Oggi almeno i dati del GPS ci danno circa 19 km percorsi e circa 900 metri di livello di salita. Diciamo una tappa tranquilla, abbastanza asfalto, circa il 50% asfalto, 50% sterrato e
siamo diciamo arrivati molto presto, perché essendo pochi chilometri diciamo siamo arrivati abbastanza presto nel pomeriggio. Infatti stiamo aspettando i volontari dell'Associazione Amici di San Felice che verranno a aprirci l'eremo. L'eremo non ha la luce, non ha l'acqua, ci sono le candele, però il posto è meraviglioso, il panoramico, passeremo la notte e ci porteranno anche la cena in questo modo. Ecco, vi diremo domani non solo come sarà la terza tappa, ma anche come abbiamo passato la notte. L'esperienza notturna. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao. Buonasera pellegrini, sono con Camillo che è un membro dell'Associazione Gli Amici di San Felice che è venuto a aprirci l'eremo. Camillo, cosa diciamo ai pellegrini? Venite tutti in Sicilia che sarete accolti a braccia aperte. L'eremo è un luogo impossibile da ripetere, è una cosa unica quasi in Sicilia. Ciao a tutti! Ciao, vi aspettano qui all'eremo di San Felice, bravi! Esatto. Buona serata a tutti, Ciao. ciao.